In 6.000 sono arrivati dal capoluogo, 50.000 da tutto il Veneto, su un totale di 400.000 giunti da ogni parte d'Italia. Record di presenze delle sezioni anaberiche dunque alla 86esima adunata nazionale degli alpini di Piacenza. Le penne nere, accolte con calore e con affetto dalla gente, hanno sfilato lungo le strade cittadine fra gli applausi, ma si pensa già al prossimo appuntamento, l'adunata triveneta che avrà luogo a Schio il 14, 15 e 16 giugno. Le sezioni venete sono quelle e quelle trivenete sono il grosso dell'ANA nazionale, perché sono il 60% dei 230.000 iscritti dell'ANA, quindi ci attendiamo qui a Schio di accogliere questa marea di penne nere. Tante le iniziative che precederanno i giorni clou della manifestazione, ovvero sabato 15 e domenica 16 giugno. L'inizio ufficiale dell'adunata sabato alle ore 10 con l'alzabandiera all'ossario del Pasubio. Ci sono serate di cori, ci sono mostre, ci sono serate culturali che parleranno della vita degli alpini, della storia degli alpini, che è la storia poi dell'Italia e del nostro territorio. In particolare poi il grosso della manifestazione sarà il 16 con la sfilata. Domenica dunque la grande sfilata, alle 9 l'ammassamento nel quartiere Santissima Trinità, alle 9:30 si comincia. La conclusione della sfilata è prevista per le 12:30, fra le mostre a Palazzo Fogazzaro dall'8 al 30 giugno, Di qui non si passa, dedicata alla Prima Guerra Mondiale, con divise, copricapi militari, distintivi e medaglie.